Gli anziani dicono che noi Spartani discendiamo da Eracle. La testimonianza della nostra discendenza. Assicura. Il suo urlo è prolungato e intenso. Mio re! È un onore morire al tuo fianco. È un onore aver vissuto al tuo. Il mondo saprà che degli uomini liberi si sono opposti a un tiranno, che pochi si sono opposti a molti. E prima che questa battaglia sia finita, che persino un dio re può sanguinare. Assicura. Justo. Patrioti. Sì, mia signora. Ritorna con il tuo scudo. O su di esso. Sì, mia signora. Si storia scritta da esorvintidores, non podem mai contare cosas justas. Aposta bandas ardor guerradores, qui de ser heroes andaus a mostrar. Sorventor de levantes un voliande, i settan sus inzales. Guerreri corazoso e atrevido, de esos sardos pelitas comandante, contra os romanos a caniu, ca fin in terra nostra dominande. Sorventor de levantes un voliande, sun i settanni attive. Paragula sentías e versos tostos, non poden cancellare esa memoria. Pro aumentare per gli affizzo nostro, chi sul popolo sardo a un'istoria. Ricorda chi eravamo. Ricorda perché siamo morti. Lui non desiderava tributi, o canzoni, o monumenti, o poemi di guerra e coraggio. Il suo desiderio.
Fammi indovinare. Tu devi essere... Messaggio ci porti? Offerta di terra e acqua. Un segno della sottomissione. Sottomissione. Questo può essere un problema. Vedi, si mormora che hanno una reputazione da difendere. Scegli le tue prossime parole con attenzione. Potrebbero essere le tue ultime. Tu porti le corone e le teste dei re sconfitti fin sulla soglia della vita. Tu insulti la mia regina. Tu minacci il mio popolo di schiavitù e morte. Ho scelto le mie parole con attenzione. Forse avresti dovuto fare lo stesso. Questo Lui non desiderava tributi o canzoni o monumenti o poemi di guerra e coraggio. Il suo desiderio era semplice. Ricorda chi eravamo. Così mi ha detto. Era la sua speranza. Se un'anima libera dovesse arrivare in questo luogo, negli innumerevoli secoli di là da venire, possano tutte le nostre voci sussurrarti dalle pietre senza età. Certa, noi giacciamo. E così il mio re è morto. E i miei fratelli sono morti. A lungo ho pensato alle parole del mio re. Criptiche parole di vittoria. I 300 soldati hanno dato la vita e per la speranza difesa da questa nazione. Ora, qui si affrontano la loro disfatta! Quest'oggi noi riscattiamo il mondo dal misticismo e dalla tirannia e lo accompagniamo in un futuro più radioso di quanto si possa immaginare. Dite grazie, soldati! E ai Brodi 300! Alla vittoria!